Non solo mare e buon cibo. La Sardegna da tempo è diventata meta per tantissimi appassionati della montagna che scelgono l'isola per immergersi in luoghi incantevoli ricoperti dal verde e attraversati dall'acqua. Un paesaggio dall'aspetto fiabesco, immerso in un silenzio irreale, accompagnato solo dal suono dell'acqua e del vento, è quello che troviamo nella Barbagia di Seulo. È uno dei territori più ricchi per varietà vegetali e specie animali selvatiche, itinerari tra grotte, cascate, sorgenti, canyon, gole e rocce modellate nei millenni, siti e monumenti archeologici che raccontano di una frequentazione antichissima e continua. Il nostro viaggio parte proprio da Sadali, piccolo centro della Barbagia che conta oggi 1 migliaio di abitanti ed è noto come il paese dell'acqua. La passeggiata lungo le strade dell'acqua ha inizio dalla cascata di San Valentino, unica nell'isola perché in mezzo a un centro abitato. È una cascata naturale di circa 7 metri, alimentata dalle acque della risorgiva Fontana Manna, che finiscono in un baratro sotterraneo detto Sabucca Manna. Il nome San Valentino deriva da una vecchia leggenda. Si racconta che un giorno, in un passato lontano, arrivò a Sadali un vecchio che portava con sé la piccola statua di un santo dai poteri prodigiosi. Il vecchio si sedette un poco per riposare, ma al momento di ripartire la statua era diventata pesantissima. Ogni tentativo di riportare la statua al suo paese fallì. San Valentino restò per sempre a Sadali, custodito nella vicina chiesa omonima. Dalla cascata alla grotta di Sgianasa, a pochi chilometri dal paese. Come per San Valentino, anche qui il nome deriva da vecchie storie di paese. La grotta Isgianas prende il nome appunto da una leggenda che raccontava che la grotta era abitata da 3 Janas, 3 fate appunto, che se disturbate si trasformavano in streghe. Il problema è che a queste 3 fate piaceva molto mangiare e cucinare. Un giorno si misero a cucinare in grande abbondanza frittelle mentre arrivava il carnevale, ma non si accorsero che arrivava anche la Quaresima, quindi bisognava rispettare il digiuno del periodo. Casualmente passò un frate qui vicino, sentì l'odore anomalo delle frittelle ed entrò in grotta. Appena vide le 3 fate che mangiando non stavano rispettando appunto il digiuno, le minacciò di scomunica. Allora le 3 fate, arrabbiate, si trasformarono in streghe, presero il frate, lo legarono e lo appesero. Quindi le 3 fate continuarono comunque a mangiare e a cucinare queste frittelle. Solo che Dio vide tutto, si arrabbiò contro di loro e le punì. Esattamente le pietrificò, trasformandole in 3 stalagmiti. 1, 2 e 3. La grotta è stata scoperta geologicamente parlando alla fine del 1800, ma in realtà è sempre stata utilizzata, sin dal Neolitico. Infatti sono state trovate coci di vasellame delle culture sarde di Ozieri e di Monteclaro e veniva poi utilizzata dai pastori, la usavano come luogo di riparo quando fuori pioveva o nevicava. È una delle prime grotte turistiche in Sardegna. Ci sono infatti degli articoli di giornale dell'Unione Sarda che raccontano le gite dei cagliaritani che dopo un lungo e tortuoso viaggio col treno arrivavano qui a Sadali proprio per visitare questa grotta, quindi già dagli anni 30 la grotta si conosceva fuori dall'ambito sadalese. Nel 1971 poi è stata finalmente chiusa con un cancello, prima era accessibile a tutti e finalmente nel 1971 venne protetta. Siamo qui nella seconda sala che è la più grande, la più ricca di concrezioni di tutta la grotta ed è anche importante per la presenza della colonna più grande di tutta la grotta, è questa qui, è alta circa 10 metri, è vecchia circa 1 milione di anni. La colonna è l'unione della stalatite con la stalagmite che procedono nella stessa direzione e poi si uniscono. Per avere 1 centimetro di stalatite occorrono 100 anni, per avere 1 centimetro di stalagmite occorrono 200 anni e la grotta ha una datazione che va da circa 5 milioni di anni fa, mentre la roccia calcarea su cui è sorta la grotta ha circa 160 milioni di anni.
ha una lunghezza totale di circa 230 metri, l'umidità va dal 98 al 100% e la temperatura di 14 gradi è costante. Ogni stagione è 14 gradi, quindi qui dentro in inverno fa più caldo rispetto all'esterno. Usciti dalla grotta ci si può incamminare in un suggestivo sentiero chiamato il Sentiero delle Fate. La strada è immersa nella foresta di margiani ghiani, tra lecci, tassi, ginepri, cisti, sambuco ed euforbia, ed è attorniata da maestosi tacchi calcarei. Dopo circa 20 minuti di cammino si raggiunge un altro luogo magico, su Stampo e Sudurno, un inghiottitoio risorgente dove arrivano le acque del Rio sul Lunguvresu. È uno spazio incantevole, un monumento naturale senza confronti, in un ampio angolo roccioso ricoperto da muschi, rampicanti e vegetazione varia che accoglie un laghetto limpidissimo su cui si tuffa una cascata alta circa 8 metri, risultato di un interessante ed eccezionale fenomeno carsico. Nel corso di milioni di anni, le acque provenienti da diversi ruscelli hanno scavato un tunnel nella roccia e riaffiorano qui, in mezzo alla foresta di Addolì. Seguendo i sentieri dell'acqua, da Sadali, ci spostiamo di circa 30 km e arriviamo a Usassai, il paese più piccolo della Barbagia di Seulo, sulle pendici del Monte Arcoiri. Ci troviamo a Usassai, il più piccolo comune della provincia di Nuoro, con i suoi 500 abitanti scarsi. È un paese di montagna, circondato dai tacchi e dalle foreste di lecci, che offre al suo interno un'innumerevole quantità di possibilità per gli amanti della natura, dalle passeggiate in montagna alla possibilità di vedere gli animali selvatici, alla possibilità, specialmente in estate, di fare dei bagni rinfrescanti e delle lunghe passeggiate lungo i quasi 25 km di fiume fra il Rio San Gerolamo e i suoi affluenti che attraversano il nostro territorio. La zona intorno a Usassai è unica e spettacolare. Il territorio è attraversato dai 25 km del Rio San Girolamo, affluente principale del Flumendosa, che in alcuni punti si allarga formando piscine naturali, frequentate soprattutto in estate da chi cerca refrigerio e tranquillità. Per quanto riguarda questa prima piscina, si chiama Caddargio Esini. Il nome in sardo Caddargio vuol dire pentola, recipiente in rame, abbastanza evocativa, visto la forma che le rocce che la racchiudono ricorda quello che è proprio una pentola. È una piscina abbastanza balneabile in quanto arriva ai 2,5 metri d'acqua. È forse la piscina più conosciuta del nostro fiume, in quanto si può trovare su Google, è diciamo una delle spiagge di Usassai, in quanto molte generazioni di ragazzini più giovani e meno vengono qui a godere del fresco, a fare il bagno, a fare i tuffi da tutti questi spuntoni di roccia che si vedono. Passando invece alle seconde, sono delle piscine un poco conosciute, più piccoline, che si trovano sul Rio Isara. La prima non ha un nome, essendo, come vedete, circondata da rocce e da foresta, e i giochi di luce fra le foglie e la ribalzi di roccia gli conferiscono questo colore eccezionale. L'acqua è particolarmente fresca qui, tant'è che non sono molto frequentate anche per questo motivo, in quanto la temperatura raramente raggiunge i 15 gradi. Sicuramente è bellissima e merita di essere conosciuta, ma gli spazi sono molto esigui, il posto è molto raccolto, di certo non adatto al turismo di massa. Per quanto riguarda la seconda, è simile come colori, ma molto diversa come conformazione rocciosa e anche come vegetazione, essendo più aperta. Questa ha un nome particolare, si chiama Savicine Sogliarmanu,
che in teoria vorrebbe dire in italiano la piscina dell'olio pregiato. Anche qui l'acqua è molto fredda, presenta la peculiarità di essere nel punto dove il calcare, tra virgolette, lascia spazio allo scisto. La foresta di Montarbu, ad est di Seui, si estende su una superficie di 2.765 ettari, che nella parte centrale poggia su un altopiano a 1.000 metri di quota ed è considerata una delle più belle e meglio conservate di tutta la Sardegna. È caratterizzata da una straordinaria varietà di vegetazione: lecci, carpini neri, agrifogli, tassi, arbusti sempreverdi come timo, ericriso e ginepro nano si estendono nella parte più alta, mentre alle quote inferiori troviamo un'ampia fascia di macchia mediterranea con corbezzolo, erica, ginepro, lentisco e terebinto. Un paradiso naturalistico e storico dal valore inestimabile, frequentato da escursionisti e camminatori che arrivano da tutto il mondo per godere di silenzio, natura e bellezza. La foresta di Montarbu è una delle foreste più importanti che c'è in Sardegna. Attualmente Agenzia Forestas gestisce una superficie di 2.765 ettari, che è una superficie caratterizzata dalla presenza di una laccetta importante che risulta essere anche a tratti una laccetta matura. Sono presenti anche dei monumenti vegetali visitabili e segnalati come Seliche dei Canali. Quindi la foresta è sicuramente una foresta molto bella, è visitabile, è una foresta che si caratterizza anche per la presenza di una fauna molto importante. Sono presenti i cervi, sono presenti i daini, è sicuramente una delle foreste più significative che risulta essere presente in Sardegna, anche nell'immaginario collettivo, perché si tratta intanto di una foresta che risulta essere molto lontana dalle aree urbanizzate, quindi ha un aspetto importante dal punto di vista della caratterizzazione naturalistica. In genere queste proprietà pubbliche discendono dalla presenza o di aree che erano gestite dal feudo o da vecchi villaggi, tanto è vero che lì ci sono ancora i ruderi della chiesa di San Pietro, dove c'era un piccolo villaggio di parti che scomparve nel Medioevo, che confinava lì vicino con un altro villaggio che era Trubigettei, dove c'è attualmente la chiesa di San Salvatore ad Ussassai. Quindi c'è anche storia, tra l'altro ci sono anche delle grotte che venivano utilizzate da parte dell'autorità spagnola come prigioni, quindi oltre che un aspetto naturalistico sono delle foreste molto importanti dal punto di vista storico. Certamente oggi l'utilizzo risulta essere molto diverso rispetto al passato. Tenete conto che con i tagli forestali che ci sono stati in Sardegna e che hanno raggiunto il maggior danno nella seconda metà dell'Ottocento, quando si è passati da una superficie a lecetta che nella prima metà del Settecento raggiungeva quasi il 50% della superficie in Sardegna, quindi stiamo parlando in pratica di 1.200.000 ettari, si è arrivati ad una superficie alla fine dell'Ottocento di circa 200.000 ettari di lecetta. È chiaro che anche la pastorizia cambia. Se prima era nettamente prevalente l'allevamento dei maiali, che venivano allevati tra l'altro a branchi, poi quel tipo di allevamento in Sardegna è sparito, si è passati alla netta prevalenza dell'allevamento ovino. Ci sono anche altri utilizzi che non vengono più fatti, per esempio nella vallata del Rio Irmulinus. Sono molto interessanti questi fiumi, tra l'altro è presente la trotta sarda, la trotta macrostigma, quindi sicuramente anche dal punto di vista naturalistico sono molto importanti. In questa vallata fino agli anni 50 per esempio si coltivavano gli orti, cioè l'azienda Foreste Demaniali affittava gli orti ai cittadini di Seui, quindi sicuramente l'utilizzo attualmente è cambiato, questi tipi di utilizzi non ci sono più. C'è una fruizione turistica importante, sicuramente
e sono importanti anche le strutture ricettive per poter consentire un afflusso turistico ancora più importante rispetto a quello che avviene attualmente. La foresta risulta essere molto frequentata, soprattutto durante il fine settimana. Poi dal punto di vista del turismo straniero c'è da dire che in quest'ultimo decennio è molto indebolito, per esempio il turismo ambientale italiano, mentre c'è una netta prevalenza del turismo ambientale di lingua tedesca, e quindi queste aree sono molto frequentate anche da parte dei tedeschi, che hanno delle guide loro, con percorsi loro, e quindi si muovono all'interno di queste foreste anche indipendentemente con l'utilizzo dei GPS. Ci sono degli studi che dimostrano chiaramente che queste sono le aree più importanti dal punto di vista ambientale che sono presenti in Sardegna, addirittura con delle caratteristiche anche poco conosciute, perché per esempio a Montarbo è presente una piccola pianta carnivora, la pinguicola, e quindi sicuramente sono aspetti che caratterizzano questi territori e che sicuramente determinano anche da parte dei turisti molta curiosità. Foresta de Montarbo. Creaturas paganasa sunnasquidasa, in tremulas pantammas convertidasa, de sabreda arbista diale caente, issar mustrana iscaras istasidasa, de virmari in cues anima serente, de savannina umana zei cumprida, ca gusto sul loco bruscapassu, de otorgar a issas eterno discassu, e ogni profano de fide indecisu, ahatta in custa foresta su paraíso.